libero Andreotti. Prego da questo lato. Venga. Da questo. Vieni. Da dove venite? Credevo di essere da sola in questo posto, in questo luogo. Io sono Arianna, sono la figlia del re di Creta. Ho sempre vissuto nel lusso, nello sfarzo, viziata, come in una bolla. Niente mi toccava, nessun dolore, nessun problema, nessuna responsabilità. E poi, naturalmente, è arrivato lui. C'è sempre un lui nella vita, no? Un uomo. Bello, cantante. E io mi sono innamorata, ingenuamente. Avevo 16 anni, ero piccina. Però l'ho visto come qualcosa che poteva essere mio. Amore, l'avevo chiamato amore lì per lì. E invece non ho capito che lui voleva soltanto sfruttarmi e sapeva che io avrei fatto qualsiasi cosa per lui. Ed è così che l'ho aiutato con il labirinto a uscirne e con il Minotauro. E lui cosa ha fatto dopo? Come contentino, presa e mollata qua. E questo sarebbe amore? No, ma io non sono arrabbiata con lui. Io sono arrabbiata con me stessa. Sono arrabbiata con me stessa perché sono stata talmente ingenua che ho creduto che fosse il vero amore, che fosse davvero quella persona importante che ti tieni accanto per tutta la vita. Sono stata ingenua. Volete sapere la verità? Forse dovrei trovare il coraggio di uccidermi, di farla finita, per dare un freno a questo dolore, a questa sofferenza. Ma non trovi il coraggio. Non ce la fate. Volete sapere la barzelletta? È arrivato un altro uomo che mi ha chiesto un'altra volta il mio aiuto. Magari ci avrà anche lui un labirinto da cui uscire, ma non lo so. Questa volta non mi faccio ingannare, questa volta è diverso. Non ho più voglia di farmi prendere in giro da questi uomini. Basta. Ma adesso continuate pure il vostro percorso e lasciatemi ragionare sul da farsi verso questa nuova persona. Una strada terribile per arrivare fin qui. Voi pensate di non saper cos'è la paura, ma pietà e paura, questo è l'uomo e non vi è altro. Avvicinatevi, venite più avanti. Non temete l'oscurità, i mostri che vi si annidano e che vi fanno svegliare a notte urlanti. Non muoiono. Quello che muore è il terrore che essi vi incutono, e così è per gli dèi. Il giorno che smetterete di temerli, essi svaniranno. Ma voi non volete farli svanire. Ne avete bisogno, come loro hanno bisogno di voi. Lo so, siete qui per liberarmi. L'ho sempre saputo, lo sapevo da prima che voi nasceste. Questa è la vostra pietà. Ma ora che è giunto il momento di andarmene, mi succede come alla vittima col suo carnefice. Mi sono quasi affezionato a questo posto, non so buttarmi alle spalle la vita sofferta. E vi assicuro che qui si soffre a tal punto che si desidera morire. Sono finito qui per rubare il fuoco a Zeus e donarvelo, per liberarvi dalle tenebre dell'ignoranza e cacciare le ombre che vi impedivano di vedere il mondo reale. E voi avete preferito vivere nella mediocrità. Mi fate quasi pena. In questo mondo dominato dal caos c'è una sapienza più antica. Vige una specie di giustizia, di legge.
Quel che è stato sarà, ognuno alla sua morte, e tutto ritorna. Sicché adesso prendete le vostre catene e andatevene. Andate verso la vostra lupe. Andatevene. Non voglio che mi ritirate, andate via! Eccoli, sono arrivati. Forza, andiamo? No. Andiamo, ho detto, dai! Buonasera, buonasera. Benvenuti nella nostra trattoria. Io sono Demetra e questo è il mio compagno, Bacco. Ma prego, state comodi perché per noi è un onore potervi offrire tutti i nostri prodotti pregiati. Parla per te! Il mio vino prezioso non merita di essere gustato da meschine bocche mortali. Solo chi sa lasciarsi trasportare dall'ebbrezza, chi sa godere dei piaceri carnali può gustare il mio vino. Una volta assaporato non potrebbero più farne a meno, lo sai, Demetra. Scusate, vogliate scusare mio marito, ha avuto tanto lavoro, una brutta nottata, ma avrete sete, posso portarvi un aperitivo, qualcosa da bere? Torno subito, arrivo. Perché ti comporti in questo modo? Così finirai per allontanarli e noi torneremo ancora una volta ad essere soli. Questo non è un comportamento degno di dei. Lo sai bene che potrebbero stancarsi di noi. Vedi dunque che interessano anche a te. Avanti, torniamo a servirli. Devi smetterla, Demetra. A me sembrano soltanto dei disgraziati. Sì, dei disgraziati, dei poveri mortali che non hanno senso di esistere. Sai meglio di me che con la loro scienza credono di uccidere noi dei. Ma cosa vuoi che gli diamo? Qualunque cosa ne faranno sempre sangue. Ma tu stai impazzendo! È il tuo vino. Ti ha dato di nuovo la testa. Forza, prendi il bicchiere. Prendi il bicchiere. Scusate l'attesa. Prego, Forza, appoggia il bicchiere, sistemati. Scusate, ma avete fatto un lungo viaggio? Sarete stanchi. I vostri visi sono smunti. E sarete affamati. Ho dell'ottimo pane. No! Sì, invece, sì. Ho dell'ottimo pane. È fatto con il mio grano. Tutto quello che facciamo per voi è per farvi sentire a casa vostra. Spero che vi tratterete con noi il più a lungo possibile. Ma di cosa ti preoccupi? Di cosa hai paura? Guardami. Sono soltanto degli infelici, Bacco. Non sarebbero uomini se non fossero tristi, no? La loro vita deve pur finire con la morte. Zitto! Smettila, tu li chiami disgraziati. Eppure nella loro miseria hanno più ricchezza di noi dei. Ma quale ricchezza? La loro unica ricchezza sta nella consapevolezza della loro mortalità. Zitto! La loro mortalità che li costringe a industriarsi, a ricordare, a prevedere. Non abbiamo bisogno di loro, Demetra. Quale vantaggio abbiamo nel tenerli vicini? Ma sanno darci dei nomi che ci rivelano a noi stessi e ci strappano alla greve eternità del destino. Tu non avresti mai saputo inventare gli dei, Dioniso. Non ci saresti mai riuscito. È vero. Io non ci sarei mai riuscito. Sì, è giusto che anche loro godano della breve giornata che gli spetta. Prego, signori, lasciatevi inebriare dalla dolcezza del mio vino e dalla delicatezza del suo pane. Vogliate scusarmi per prima, ma sapete, per me questo vino è vita, è tutto quello che ho. Il mio compagno ha ragione. Per noi è un piacere poter condividere con voi le nostre ricchezze. Senza di voi tutto questo non avrebbe senso. Noi stessi non avremmo ragione di esistere. Quindi divertitevi, rilassatevi e gioite di ciò che vi abbiamo offerto. E vi preghiamo di non lasciarci troppo presto e di tornare a trovarci più spesso. Non lasciateci. Perché noi abbiamo bisogno di voi. Ricordatevi. Adesso andate. Adesso andate, alzatevi. Ma pensateci. Ricordatevi di noi. Non dimenticateci, resteremo Andiamo. qui. Prego, buonasera. Stai piangendo? No. Anche te, come tutte le altre, vi riducono tutte così. È successo anche a me, cara. È successo anche a me, ma adesso stiamo parlando della tua storia.
Devi piangere e disperarti, sciocchina, finché non arriverai a toccare il fondo. E poi non potrai che rialzarti. Lo sai cosa hai fatto? Hai amato un uomo come se fosse stato un dio. Ma sono sposata. E lo sai, vero, perché sei qui? Ti ha lasciato solo un ricordo, non è nient'altro. T'ha abbandonata. Hai amato un uomo come se fosse un dio, ti sembra normale? E lo sai, vero, perché sei qui? Perché io ho la soluzione per te. Di questa agenzia nessuno si è mai lamentato. Abbiamo tutti i tipi di uomo. Biondi, mori, biondi, palestrati. Che ne dici, eh? E lo sai chi t'ha vista? Un dio. Il dio Dionisio. Ecco. Che te ne pare? Che profilo, eh? Guarda com'è bello, alto, muscoloso, moro con gli occhi verdi. Perfetto. Perfetto, il sogno di ognuna. E ti assicuro che con lui non avrai più un momento libero. Sarà tutta una festa. Si dice che uccide ridendo. T'assicuro che ti porterà in ogni dove. E amare un dio è cosa gran diversa. Hai capito? Guardalo. Emozioni sempre nuove. Ma sei sicura? Ma sai che è? Non mi sembri tanto decisa. Lo sai che queste sono occasioni che capitano una volta sola nella vita? Vero? Ehi, ho un lavoro infinito qui fuori, una fila che non finisce più. Sai cos'è? Ti lascio il mio numero e se vuoi mi richiami, ma non ti assicuro che sia sempre disponibile. Hai capito? Arrivederci, prego. Prego. Ma la bustarti c'è fuori, vai, su. Vai, prego. Forza, se no te lo faccio. Forza, si alzi. Buonasera, come li facciamo questi capelli? Come vuole. Rose rosse per me ho comprato stasera. Ti piace Ranieri? Ma quello, vuol fare il ragazzino, ma non si rende conto che ormai anche lui è piede nella fossa. Poi guardi, oggi è proprio una giornataccia, non so se arriverà Dioniso o Iacco. Come si fa a chiamare quel borioso? Vuol parlare di questi umani? Buonasera, chi è l'ultimo? Ah, lei? Grazie. Ma Demetra, ciao, come stai? Ciao Dioniso, che giri da queste parti? Ma sai, sono da fare un giro al mercato, a vedere un po' di umanità varie, sai? Questi mortali, Demetra, ma come saranno buffi? Noi sappiamo le cose e loro le fanno. Ci danno tutti quei nomi, ci chiamano con quelle vocette, sono veramente ridicoli. Ma tu non ti ricordi quel che noi eravamo? Non eravamo niente senza di loro. La terra era selva, c'erano serpenti, tartarughe. Fu allora che prendemmo l'abitudine di diventare eterni. Dio, me lo ricordo bene. Il problema è che loro di eterno hanno veramente poco. Ma tutto quello che toccano diventa tempo, azione e speranza. Ma sì, ti dirò, da un certo punto di vista le apprezzo. Ti ricordi quando ho detto quel tralcio di vita dell'Elsi? Mai mi sarei immaginato che sarebbero stati in grado di trasformare quelle brutte e sassose colline in questi stupendi paesaggi di vigneti. Devo riconoscerlo, dove spendono fatiche e pensieri riescono a creare qualcosa di bello, sì. Anche per quanto mi riguarda, mi elogiano sempre, mi dicono che sono la Rera, la Gaia, la Cibele, la Madre Grande. Guarda che hanno saputo fare. Questa è la birra della nostra produzione, birra Demetra. Ti piace? Guarda, la stavo assaggiando, è veramente buona. Bravi questi mortali, sì. Quindi ti direbbe che nella loro miseria hanno tanta ricchezza. Non bisognerebbe aiutarli di più nella breve giornata che godono? Aiutarli di più, Demetra. Io gli ho dato il vino, tu il grano. Ma cosa gli vuoi dare di più a questi balordi? Guarda, che noi non gli diamo buoni esempi, perché quello che ci esce dalle mani è sempre ambiguo, è una scura e a doppio taglio. Dio, sono mortali, è normale che siano tristi. La loro vita deve pur morire. E poi non credere che il loro sangue sia tanto migliore del grano della vite con cui li nutriamo. Il loro sangue è sporco, meschino. Ah, parli proprio tu di sangue meschino.
Non ti dice nulla? Erigone? Già, ma tu hai la memoria corta o ti ricordi quello che vuoi? Lei la conosce Erigone? Ah sì, l'ho visto su VIP l'altra settimana. Ma che vuoi che conosca Erigone, questa sciampista mortale? Non sa neanche chi è suo padre, Icario. Icario, quel vecchio balordo. Ma chi l'ha fatto fare ad andare nei campi a far assaggiare il vino a quei pastori? Che poi, ubriachi, inferociti, pensando di essere stati avvelenati, l'hanno squartato come un capro. Che coraggio che hai! Tu li hai avvelenati, facendogli credere che bevessero del nettare miracoloso, non del semplice vino. A proposito, quest'anno l'annata come ti è andata? Ma ti dirò, dai, abbastanza bene, non male. Gradazione? 13,5. Buono, no. Colore? Colore? Come stanno venendo i tuoi capelli adesso, rosso rubino. Fantastici, bravissima. Bravissima, questa mortale mi sa che non arriva a mezzanotte. E ti pare che questo sia degno di noi? Non bisognerebbe insegnargli una vita beata? Che perlomeno illuderli che dopo la morte c'è nuova vita, un destino che si intrecci col nostro. Ma per quale motivo? Tanto dovranno morire comunque. Senti, sei proprio uno sciocco, ricordati che se non glielo raccontiamo noi, glielo racconterà qualcun altro. Vabbè, Dio, se ci tieni tanto si farà. Sarà il racconto della vita eterna. Ma poi sai gli uomini che cosa vedranno nel pane e nel vino? Carne e sangue. E carne e sangue gronderà, non più per placare la paura della morte, ma per assicurarsi la vita eterna. Senti, a me hai proprio stancato. Visto che vedi il futuro, intanto pagami il conto, Dionisi. Come no? Ma certo, chi te lo paga? E sembrerebbe quasi come che viene qua. Prego, accomodatevi, venite. Volevo farvi vedere questa bellissima statua che è un po' il senso di tutto questo spettacolo, la prigione del mito, l'incatenamento dei miti o la liberazione dei miti. Avvicinatevi a vedere più da vicino, prego, prego. Piangerai per molto tempo ancora, Ariadne? Su, adesso basta. Asciugati le lacrime. Come chi sono? Leucotea? Non ti ricordi? Come non ti ricordi? Sono una donna che ha fatto quello che tu non hai mai fatto. Ho tentato di uccidermi. Mi chiamavano Ino, ma una dea mi ha salvata e adesso sono la ninfa dell'isola. Ma tu non provarci. Potresti non avere la stessa fortuna. Ma adesso basta parlare di me. Sono venuta qua a dirti che il tuo bel ragazzo, dai ricci violeti, dalle belle parole, ti ha lasciata. Mi piace. Guarda, le vele nere che se ne vanno sono l'ultimo ricordo che ti lascia. Corri, strilla, dibattiti. È fatta ormai. Ecco sì, piangi. Così è più semplice. Così il tuo dolore compare per quello che è. Ma finché il tuo cuore non si spezzerà, finché non la trarrai come una canna, finché non ti spegnerai in mare come un tizzone. Adesso basta però. Un Dio, il più giovane tra tutti gli dei, Dionisio, ti ha vista e gli piaci. E dicono che uccidi ridendo, ma stai ridendo. Certo cara, anche in passato tu hai molto osato. Non era per te un Dio, anche colui dei ricci violetti? Pensaci, grazie a lui hai tremato, hai sofferto, hai pensato di morire. Hai capito cos'è un risveglio? Adesso sei sola e aspetti un Dio, il Dio tebano. Nessun uomo val tanto. Gli dèi durano finché durano le cose che gli fanno. È un Dio notturno che ti aspetta, non temere. Buona fortuna. Parlava con lei, la segua, che credo, vengano, che credo che veramente... Come si accende qua? È accesa? Ciao. Ho deciso di morire. Essere un'altra non mi basta.
Se non posso essere Saffo, preferisco essere nulla. È monotono qui. Il mare è monotono. Tu che sei qui da tempo, non ti annoi? Io non lo sapevo che fosse così. Credevo che tutto finisse con l'ultimo salto, che i desideri, l'inquietudine e il tumulto sarebbero spenti, il mare ignote, il mare è niente, mi dicevo. Tu, perché hai cercato il mare? Tu che eri ninfa, dici che dovevi. Dovevi che cosa? È possibile questo? Lasciare i giorni, la terra, la montagna e diventare schiuma d'onda tutto perché dovevi. Dovevi a chi? E poi tu non sei una mortale, sapevi che a niente si sfugge. Io non sono mai stata felice. Il desiderio non è il canto. Il desiderio ti schianta e brucia come il vento, come il serpe. Tu mi dicevi che dovevo sorridere e accettare e accettarsi. Com'è possibile accettare una forza che ti rapisca e tu diventi il desiderio tremante che si dibatte intorno a un corpo di un compagno o di una compagna, come la schiuma tra le onde, ma questo corpo ti respinge e tu cadi, vuoi abbracciare lo scoglio, accettarlo. Altre volte sei scoglio tu stessa e i desideri, la schiuma e il tumulto si dibattono ai tuoi piedi. Nessuno ha mai pace. Lo sapevo tutto da viva, ma sto cercando la morte. Prego, accomodate. Venga, prego. Grazie, sei venuta, scusate l'orario, è un po' tardi. Prego, salve. Comodi? Prego, accomodate. Salve. Venga pure. Non sia timoroso, siete già stati qui in quest'aula, no? Mettetevi nei vostri posti. Là, grazie. Salve, si accomodi pure nel suo... Lei, prego. Prego. Ecco. Pure lì. Buonasera, prego, avete assaggiato di deve andare accanto al giudice Spagnetti. Anche lei, prego, venga, si accomodi. Sto aspettando l'esame di ritardo. Buonasera. Buonasera. Prego, grazie. Di qua, prego, prego. Si accomodi. Grazie. Accomodatevi nel vostro posto. Prego. Della parte centrale. Anche lei. Sorridi. Ma cosa c'è da ridere? Quanto sorridi. Buonasera. Sono molto felice di essere qui. Sono l'avvocato di questo delitto. Delitto, a te. Zitto. Felice ma anche preoccupata, perché questo è un processo che mi sta molto a cuore. Figurati a me. Zitto, ti prego. Guarda come sei mangiato. Mi hai detto tu di vestirmi così. Non ti ho detto di vestirmi così. Sei ridicolo. Sei bella zitto. Scusate, ma sono un po' emozionata. Molto faccio questo lavoro, ma trovarmi davanti a una giuria così non è una cosa da tutti i giorni. Ma cosa da zitta. Zitto. Da quella parte non sentire niente. Dicevo... Grazie. Grazie per l'attenzione che ci dedicate stasera. Voi sapete perché siamo qua. Voi sapete chi io rappresento. E vorrei parlare di questa
persona, di questo umano, mi sembra umano che tu dica qualcosa di me, no? Sei umano, sì. Io sono qui, come avvocato, a chiedere perdono. Sì, che male c'è? Un avvocato può chiedere perdono. A chi? Perdono? A me. Allora? Chi sono? Non lo so. Allora, dicevo, io rappresento un umano. Allora, perché per voi nessuno è umano. Uguale. Ma non per voi. Questo è un miserabile. Miserabile sei tu. Non mi piace che mi presenti così. Ho che studiato ma cosa. Il perdono è una cosa importante per un essere che io definisco un mentecato. A chi mentecato? A te. Un mentecato, una persona povera, una persona, signori, un umano, ciò che non siamo né io né voi. Questo umano in realtà ha fatto una vita più che felice. Non sono mai stato felice, ci credo, perché sei tu giovane, sei talmente giovane che sei nato sotto un destino vecchio. Mi fai ridere, tu mi fai ridere. Quello che io vi chiedo è di avere pena. Sì, lo so, ha ucciso. Signore della corte, ha ucciso. Ma chi non ha mai ucciso? È vero, ha ucciso il suo suocero. Ma signori, chi non ha mai ucciso nessuno? Io prima ho uccisi 2, così per caso. Voi non avete mai ucciso? Ma sì, l'ho vista l'altro giorno. Succede, sono cose che succedono. Muore uno, domani un altro. E così è cascato il suocero dalla rupe, va bene? Se lo meritava quel vecchio, non lo dire, così ti prego. Come vi dicevo, c'è una difficoltà a non capire proprio le vostre dimensioni e la sua misera, triste dimensione di umano. Umano a chi? Umano a chi? A te? Zitta! Fammi fare il lavoro fuori. Lui cosa ha fatto di male? Lui voleva incontrarvi. Io l'ho anche sognato, io li conosco, non li conosci, non lo conoscete, è un niente, È vero, Zeus ha insediato Era, lo so, lo sappiamo tutti, ma anche tu però lo sai, è il tuo lavoro, no? Destra, sinistra, no, hai ragione. Lui non si doveva permettere. Perché io non mi posso permettere? Io posso uccidere chiunque, non parlare di morte. Appunto, la morte. Io voglio la morte. Signori, io chiedo la morte. Sì, la morte per questo mentecato. Ho detto che mentecato sarai tu. Una morte, signori, una morte naturale. Un infarto, un'influenza più grave, non lo so, un febbrone, uno sgambetto, una morte. Con tanto di trasporto, oppure no, insomma non è importante, l'importante è che sia stecchito, fermo, morte lì, con la foto, basta, ciao. No, non quella morte, quella che sapete, quella che voi dei potete darci, cioè quella eterna. No, quella morte, in quella ruota, Zeus. È troppo, no? Ma che vuoi? Tutta la vita, in una gira arrosto, sopra il cielo, è anche brutto per i familiari. E mi hai rotto le scatole con questo grillo, sono un pollo, appunto un pollo. Non può finire come un pollo. No, ma cosa vuol dire la morte eterna? È anche brutta, secondo me, mi permetto di dire che come idea non è bella. Che un mentecato, ho detto un mentecato pollo, non lo so, un volatile, un uomo, sia perennemente sopra una ruota a girare. E vabbè, una volta gliel'abbiamo fatto capire, non deve fare male agli dèi, non deve usare, una volta l'ha capito. L'hai capito? No! Ve lo dico io, ho capito. E poi, Zeus.
Zeus mi ha riconosciuto. Mi riconoscete? Ehi, no, non mi avete riconosciuto. Lo faccio per te, e che se ne frega? Io, Zeus, sono Nefere. Mi riconoscete adesso? Sono la nube. Sei ridicolo, tu sei ridicolo, tu, noi! Scusate, adesso io mi ritiro con il mio mi hai chiamato mendicato, lo sei, con il mio assistito, e quindi noi ci rimettiamo al vostro giudizio e vi prego di andare su nelle vostre stanze a deliberare, prego. Noi vi aspetteremo positivi sull'esito. Grazie e saluta. Grazie. Saluta me.